Antonella Benanzato, Asca News, fase 2, a riapertura aziende, resta il problema delle famiglie per la chiusura delle scuole. Se si riprende il lavoro a pieno regime, chi penserà ai ragazzi? Chi potrà controllare se frequentano le lezioni? E ai bambini del nido e degli asili cosa accadrà? Il problema non è di competenza sua ma del governo. Si potrebbe come regione immaginare un percorso che aiuti i genitori? Il quesito è sorto da 700 donne del gruppo Facebook Il Cantiere delle Donne che si sono confrontate su questo tema sollecitando una risposta delle istituzioni. Ma guardate, è un problema grossissimo questo, no? Siamo in una guerra nella quale ovviamente vengono fuori i problemi che prima non conoscevamo, o meglio erano gestiti in altra maniera. Il tema della contemporaneità, della non contemporaneità dell'apertura delle aziende con la chiusura con l'apertura delle scuole che non sono aperte è uno dei problemi. Il tema del congedo parentale è un altro problema. Ad esempio a livello nazionale molti giustamente dicono ma si dovrebbe prorogare il congedo parentale ad esempio, e quindi è un modo uno dei genitori di poter continuare a seguire i figli. Però immagino poi ci sia un problema di reddito familiare, perché se uno sta a casa e non è pagato e poi magari salta la rata del mutuo e altre robe. Ma capite che sono tutti temi che devono essere affrontati dal legislatore nazionale, perché questi sono temi da decreto, non sono temi da decidere con ordinanze, cioè anche perché noi non abbiamo la copertura né giuridica tantomeno che economica su questo fronte.